Allora, Raffaele Padrone, lei è un sindacalista della Polizia di Stato. È d'accordo con quanto dice Saviano, il quale insomma accusa Salvini di essere un ministro, insomma, dei banditi, insomma, della malavita? Ma non può essere così, non può essere così, perché lo vediamo da quello che sta facendo Salvini, o quantomeno sta cercando e sta tentando di fare, soprattutto infatti abbiamo sentito anche il collega dell'Isipo che parla di questa situazione. Io devo aggiungere, parlando proprio degli sbarchi, che darò prontezza e contentezza, sarò felice che il Ministro sia questo quando vedrò che da Pordenone non si debba ancora andare, come ciò ancora accade purtroppo da anni, in questa isola dove ci sono questi sbarchi. Prima andavamo anche in Puglia, lei lo sa, se lo ricorda, io ne parlavo sempre. Adesso si va da anni già in Sicilia per andare a prendere questi soggetti, per andare a identificare questi soggetti, per andare a controllare questi signori che stanno comodamente seduti tutto il giorno davanti a quegli alberghi anche requisiti, che poi abbiamo visto. Io l'ho visto con i miei occhi, perché sono stato anch'io giù un mese giù in Sicilia per vedere queste cose, e quindi dal momento in cui non ci sarà più l'opportunità che colleghi da tutta Italia vadano in aiuto a quelli della Sicilia per andare a prendere questi soggetti, io dirò che abbiamo vinto una grossa battaglia, perché quelli poliziotti sono quelli che mancano da Pordenone, sono quelli che mancano da Treviso. Se poi diciamo che le azioni messe in campo possono servire, le dico di sì. Il problema è che non si devono più andare a prendere, il problema è che gli accordi internazionali devono esistere per quelli che sono, devono rimanere lì, non che noi andiamo a prendere, perché io le posso assicurare che si andavano a prendere a più di 16 miglia dalla costa, si portavano in zona dove la gente comunque non li vedeva, però le garantisco anche, l'ho già detto da questi teleschermi, che i cittadini di quei posti, poi i paesani di quelle, sono contenti perché questi vanno lì, hanno i soldini in tasca e spendono. Attenzione anche a questo. Senta, altra diciamo, situazione particolare è quella della legittima difesa. Qualcuno del PD, tanti insomma del PD, che oramai sono come delle mosche all'interno di un bicchiere, non sanno più dove sbattere le ali, e quindi devono per forza trovare anche il sistema di apparire, e hanno detto insomma non vogliamo che l'Italia diventi un Far West. Lei è un poliziotto, io da tantissimi anni, e ho avuto il piacere stamattina di leggere anche un tweet di Salvini, quale ha ripreso, forse non sapendo ovviamente quello che io dico da tantissimi anni, e cioè che oramai l'Italia è un Far West, solo che purtroppo ci sono i cattivi ma non ci sono gli sceriffi, o meglio, ci sono gli sceriffi ma gli sceriffi non possono contrastare i banditi come vorrebbero. E l'esempio è quanto è accaduto ovvio con il benzinaio di Brescia, ma poi che è stato ferito quasi a morte con 3 pallottole per portargli via l'incasso. Quanti filmati abbiamo visto, direttore? Guardi, purtroppo non ho avuto tempo di mandargli uno che è appena arrivato, e per fargli notare e per far notare ai telespettatori quella differenza tra noi e la polizia americana, no? Noi vogliamo fare i processi all'americana, e avrò modo di mandargli il video se lei poi certo, nel corso del TG lo vuole mettere, o la prossima settimana, certo, e le faccio vedere qual è la differenza. No, noi, ripeto, non abbiamo ancora abbiamo la preparazione, questo che dà fastidio, spendiamo dei soldi per mandare i colleghi a fare queste esercitazioni e non possiamo di conseguenza adottare queste misure, perché rischiamo di il poliziotto eccessiva, ma dove esiste che un poliziotto ha l'eccessiva legittima difesa? Allora, figuriamoci il cittadino a casa sua. No, ma c'è se arrivano a casa mia vado in galera, direttore. No, ma su questo ma il problema è un altro, no? Un altro che si affianca, tanto per essere chiari, con tutto il rispetto a credo delle istituzioni, ma che la Cassazione, no, a delle persone che hanno stuprato una ragazza vengano tolte le aggravanti perché la ragazza era ubriaca. Io prendo quei giudici, li invito a bere e gli metto la polverina all'interno, sì, adesso è così. E si ubriacano, poi li lascio in mano a uno bel forzuto che fa quello che fa. Allora
io tante volte rimango un attimino perplesso davanti a queste decisioni, come sono rimasto perplesso anni fa quando fu assolto una persona che aveva stuprato un'altra donna solamente perché questa aveva i jeans, come se avere i jeans significava insomma che lei... Ma queste sono cose veramente... Ma quello che ha proprio tirato la riga rossa è stato questo poliziotto a cui mancano 2 o 3 mesi poi alla morte perché ha un cancro dell'Oregon, e lui è andato per forza di cose in pensione perché ha voluto fare l'ultimo viaggio insieme a sua moglie con il cancro a Venezia. A Venezia è stato borseggiato, gli hanno portato via tutto, tant'è che ha dovuto andare in Germania tramite l'ambasciata e poi ritornare a casa. Una cosa ha detto, io non vi capisco perché quando prendete le borseggiatrici, se queste sono minorenni o se sono incinta, le lasciate libere di continuare a fare quello che vogliono. Ed è uno. 2. A Venezia, dove ci sono le fermate dei vaporetti, ci sono le foto dove è scritto state attenti, borseggiatrici o borseggiatori, e ci sono le foto di questi dannati, però con mezzo viso coperto perché c'è la privacy. Sì. Allora dico, non prendiamoci più in giro, perché se poi una di queste finisce in acqua e vi resta, non dovete arrabbiarvi. Io non mi sono meravigliato del pedofilo che è uscito, che è stato freddato dopo che aveva violentato una tredicenne e la cui tredicenne si è impiccata. Io non ho provato pietà, certo. Sinceramente, per il pedofilo che è uscito ed è stato freddato non ho provato pietà, e lo dico pubblicamente. Ma uno che commette un reato significa che vuole commettere un reato, cioè il fatto di ubriacarsi, questo giustifica che se la ragazza ha bevuto, allora chi mi dice che non l'abbiano bloccata, gli abbiano messo dell'alcol in bocca e poi no, io dico bisogna stare molto attenti, perché il Far West c'è già, però no, attenzione che se non possono sparare gli sceriffi poi inizia la gente e allora diventa veramente terra di nessuno, e la mia paura è questa, perché gli italiani sono buonissimi, però quando travalicano diventano cattivissimi, e lo abbiamo visto. Anche la nostra. Grazie Raffaele Padrone. Allora, parliamo di sicurezza, abbiamo parlato di sicurezza sul territorio, ma parliamo di sicurezza in merito al lavoro.